Amici bellini, bentornati, È stata una giornata bella ieri, ci siamo emozionati, tutta la conferenza di Conte, le nuove cose, e speriamo che una nuova era veramente stia cominciando. E c'è qualcosa di effettivamente nuovissimo che vi dico in esclusiva, le metto tra virgolette perché cominciamo, dai. Metto tra virgolette perché qualcuno lo saprà già, specialmente i gamers. Benvenuto Olaru Robert e a tutti i nuovi iscritti che sono accorsi sul canale. Dai, la nuova stagione è cominciata con il nuovo tacchino che sembra trasparente, ma poi ne parliamo. Qualcuno mi scriva in privato perché ho letto un commento dove lo trovo, vi devo spiegare bene le cose. Lasciate un like perché il Napoli, e questa è l'esclusiva azzurro fluido, il Napoli sparisce dai football ma appare con full license, insomma con la licenza ufficiale su FIFA, su EAFC 25 su FIFA. Andiamo a capire di cosa si tratta e poi l'immagine, no, Kvara che dà il 5 a Ronaldo, ne dobbiamo parlare bene. Però prima l'esclusiva e vi faccio vedere, apro il gioco, prima di tutto vedete l'Inter perché sarà fully license l'Inter su eFootball e già vediamo che mi sono scomparse le maglie ufficiali del Napoli. Ci sono le varie maglie eFootball, ma quella del Napoli è così, praticamente senza sponsor, blu generico, e anche lo stemma del Napoli sparisce. Cosa succede? Che praticamente il Napoli aveva la licenza con eFootball, sappiamo la collaborazione col Konami, Training Center, che poi dobbiamo capire come si risolve. Se andate nel campionato italiano vedete il Monza perde la licenza perché finisce su FIFA e il Napoli adesso, come la Roma, ha uno stemma generico e quindi questa è la situazione al momento. Quindi anche la Roma è così. E poi andiamo a vedere più o meno quelli che sono i giocatori. I giocatori restano uguali per ora, ma queste sono le due divise che si possono scegliere, e quelle della Roma praticamente sono divise generiche per quanto riguarda il Napoli. I nomi e le facce dovrebbero rimanere, non ci dovrebbe essere ancora. Per quanto riguarda lo stadio, mi fanno sapere che essendo poi del comune, non essendo della squadra, ci sono delle cose burocratiche da sistemare per FIFA, ma insomma i giocatori sono quelli ancora. C'è pure Den Donker che pure va bene. E questa insomma è la situazione per quanto riguarda i videogiochi, e non è male secondo me. A me dispiace perché io gioco a eFootball che è piattaforma gratuita e perdere insomma gli stemmi del Napoli mi dispiace, però FIFA credo sia più importante e speriamo che insomma quando fanno le loro pubblicità, le loro cose, possono inserire, se non un Osimhen, che sicuramente è il giocatore più famoso, più rappresentativo, più chiacchierato del Napoli, sicuramente il secondo è Kvara. E ci dobbiamo ragionare bene perché noi dopo la live di ieri abbiamo staccato e abbiamo guardato, noi che l'abbiamo fatto, un'impresa incredibile della Georgia che batte il Portogallo e passa agli ottavi, ed è qualcosa di oltre che straordinario. Cioè, se voi paragonate, è chiaro che per noi lo scudetto è più importante, e non vi pigliate collera. Se Kvara dice questa cosa con la Georgia è più importante anche dello scudetto, non vi dovete prendere collera, non dovete essere permalosi, dovete capire. Per noi è più importante, ma il Napoli, visto dall'esterno, comunque in tutti questi anni i secondi posti siamo sempre stati là, no? Se uno viene da Marte dice vabbè, il Napoli più o meno 2 o 3 scudetti li ha vinti in questi 10 anni, e invece no. Quindi per noi è un'impresa, è un miracolo, è qualcosa di incredibile. Kvara che arriva, è il più giovane della cucciolata, è qualcosa che nella naturalità delle cose arriva, non sa niente, non conosce niente, Spalletti, giù, funziona tutto, bellissimo. Benissimo. Con la Georgia invece, che è un paesino così, è chiaro che è un'impresa titanica, ma io vado oltre, e lo stesso Kvara va oltre. Non vi posso far vedere le immagini, ma le ho postate sul mio Twix. Sto cercando di essere un po' più attivo anche sui vari TikTok, su Twix, su Instagram. Kvara al fischio finale dell'impresa incredibile della Georgia che passa agli ottavi, corre verso i suoi compagni per abbracciare, ma si ferma un attimo perché la cosa più importante per lui, che è un ragazzino, che ha un sogno e che ha un idolo e che ha sempre è andare da Cristiano Ronaldo, e va da Cristiano Ronaldo per abbracciarlo, probabilmente per ricordargli o per chiedergli ci scambiamo la maglietta. Non potete avere idea
che cosa può significare un idolo di quelle proporzioni per Kvara, che mira a diventare qualcosa del genere, qualcosa di simile. E Ronaldo rappresenta anche uno che il Portogallo negli anni ha avuto una nazionale anche forte, e sono forti tecnicamente, però sai, è più piccola di un'Argentina che con Messi può vincere cose, può competere ai mondiali, può competere per la Coppa America. È diverso. Ecco, Kvara, Georgia, si capisce che la Georgia è difficile che possa competere. Più o meno potete ragionare su Holland con la sua nazionale, è difficile competere ad altissimi livelli. Ecco perché le sue soddisfazioni in carriera, se vuole arrivare ad avvicinarsi ai palloni d'oro, a vincere premi, trofei, così, se le deve ritagliare con la squadra di club. Quindi adesso noi sappiamo che sono tutti volati verso la Germania per parlare del contratto, così. Conte è stato molto chiaro: se Kvara dice io rispetto ma poi decido, cerchiamo di capire, è un momento di confusione, e Conte ha detto non c'è confusione, ma dobbiamo fargliela capire che non c'è confusione a Kvara e che si può tornare a lottare per grandissimi livelli, ad altezze importanti che lui merita. E Kvara, per me, per quello che sta dimostrando e per quello che rappresenta come atleta, come calciatore forte, un talento innato, congiunto anche con una fisicità importante, non è poco, ragazzi, e dovrebbe essere veramente trattato benissimo dal Napoli, dovrebbe essere coccolato, dovrebbe essere sfruttato anche per far girare lo stemma del Napoli nel mondo, perché in questo momento Kvara rappresenta tanto e quindi lo dobbiamo fare bene, non dobbiamo fare errori, dobbiamo valutarlo per quello che vale, gratificarlo anche a livello economico e poi sperare che lui abbia piacere a lavorare con Conte, abbia piacere a ributtarsi in una cosa, perché immagina, arriva, tutto funziona, tutto si vince, tutto a posto, poi non funziona niente, si vede cambiare gli allenatori, si vede provarci, prendere calci e prendere cartellini gialli. È normale che uno fa il pensiero ma io me ne vado e vado a cercare una nuova linfa da qualche altra parte. Invece no, dobbiamo fargli capire che può funzionare ancora Napoli, che non sia tutto questo scombussolamento dell'anno scorso è solamente un momento di passaggio. Dobbiamo fargli capire che Napoli può essere una meta e non solo di passaggio, come ha detto Conte. Poi io sto registrando tutto l'entusiasmo che condivido, veramente penso di voler fare un paragone, poi lo farò, ma non voglio spoilerare niente perché poi mi arrubano le idee, e così state tuned, vi voglio portare altri contenuti interessanti. Voi seguitemi da tutte le parti e lo saprete. Poche le notizie di mercato, insomma si rincorrono i soliti nomi, non ci sono grandi novità. Segnaliamo che ha dovuto fare un post Conte per ringraziare e chiedere quasi scusa ai tifosi per non essersi potuto fermare per una questione di ordine pubblico. Ho visto dei reels, insomma, dei tifosi, non me ne va avanti, le solite cose dei napoletani, perché non sono riusciti a salutare Conte, così. Vi dovete dare una calmata, cerchiamo di elevarci anche come ambiente e non fate cose, non dite cose assurde. Calma, non mi sembra proprio il caso. Auguri ad Inler, il leone. Il Bari ha comprato Baretin, tutti che si immaginano questa trattativa prazzesca tra il Napoli e il Bari. Ostica, Nonatan potrebbero finire al Torino, vabbè, queste sempre le questioni per Buongiorno. Il viaggio per il rinnovo di Kvara, distensione e fiducia, cose di Marzi, però di Marzi la risposta è sempre non sai niente, cioè inventate le cose, perché poi lo dobbiamo dire anche quando le notizie sono positive, non sai niente, non solo quando dicono notizie che non ci piacciono. E poi c'è un po' di programma di Di Maro, 11-21 luglio, sabato 13 conferenza di Conte, domenica 14 serata incontro con i tifosi con 4 giocatori, martedì 16 primo match, mercoledì 17 conferenza di un giocatore, giovedì 18 incontro tifosi Conte più staff, chissà se questo è proprio il momento di Oriali, presentazione squadra venerdì 19 il DJ set, le solite cose, sabato 20 secondo match. E poi insomma si dice che si insiste, che il Paris Saint-Germain insiste per Kvara, le cifre impossibili. Vediamo, ragazzi, vediamo quello che succede. Conte è chiaro che lo vuole trattenere, ma devi confrontarti poi con la realtà, lo capiremo presto. E poi mi sono reso conto di una cosa, esce il film, vedi, sulla scia di quello che ha fatto De Laurentiis,
Laurentiis, però con una differenza: esce il film sull'Inter, sullo scudetto dell'Inter, la doppia stella e tutte queste cose belle a settembre al cinema, no? Insomma, all'inizio del campionato, non a campionato inoltrato è già bello compromesso, eccetera eccetera, esce all'inizio. Immagina se tutte queste cose che adesso devono uscire, piattaforma streaming non si è mai visto e chissà quando uscirà il famoso film di Spalletti, ma diventa anacronistico, specialmente se con Conte poi andiamo bene, ci guardiamo le cose di Spalletti, ci fanno emozionare anche di meno. Adesso paradossalmente, se le cose vanno bene con Conte, sarebbe più sfizioso far uscire la stagione dell'anno scorso disastrosa, che te la vai a vedere con quella cosa e dici che risate. Meglio così si può chiamare la stagione dell'anno scorso, nei migliori cinema, e te la vai a vedere. Invece far rivedere le cose di Spalletti quando ci sarà Conte non avrebbe nemmeno tanto senso. Quindi le idee ci sono, vanno messe in pratica un pochino forse meglio, con più tempistica. Vediamo, aspettiamo. Il Napoli è un work in progress e il mercato è sempre aperto e la stagione è molto lunga. Di conseguenza, da New York, Valerio Fluido è tutto. L'esclusiva, io la chiamo esclusiva perché semplicemente nessuno ne ha parlato, almeno delle testate del Napoli non l'ho letto. Se qualcuno l'ha parlato io non lo so e me lo fate sapere, o mi farete sapere quando diranno esclusiva e se l'hanno letto da qualche parte. Il Napoli ci sarà su FIFA, non ci sarà sui football, eccetera eccetera, e qui questa è l'esclusiva. Ma nell'ambito dei gamers si sapeva già di questa cosa, e dobbiamo capire perché Konami è ancora sponsor del Napoli. Però se il centro sportivo poi bisogna lasciarlo perché siamo in fitto, e vediamo, perché la licenza con i football non c'è, quindi pensiamo che con FIFA sia esclusiva, non sappiamo per gli altri giochi, stiamo a vedere. Però io penso che FIFA sia uno step in avanti. Sfruttiamolo a livello mediatico, sfruttiamo i nostri campioni, trattiamoli bene, esaltiamoli, difendiamoci, invece di dire vabbè ma quello così. E sotto questo punto di vista mi piace sottolineare che in conferenza De Laurentiis non è stato come al solito sborone nelle sue cose, no? Quello deve fare quello che dico io. Ha avuto parole distensive per Di Lorenzo e per Kvara, quindi sotto questo punto di vista mi è piaciuto De Laurentiis e lo sottolinea. Vediamo quanto dura, perché poi non vedevo sulla sedia che fremevo, parlo, non parlo, sì. È Conte in questo momento a gestire ed è giusto che si prenda lui lo spotlight. Da New York, Valerio Fluido è tutto, i like finali, vi abbraccio, vi bacio e ci vediamo presto. Devo fare quel video che vi ho detto che non sapete che cos'è, ma lo saprete.